Sulla crisi idrica intervengono oggi le associazioni agrigentine, promesse insufficienti, si torna in piazza. I consiglieri comunali della DC di Agrigento intervengono sui fondi Asacom, non devono essere ridotte. A Ribera il servizio è stato regolarmente avviato. Il deputato agrigentino Lillo Pisano esprime le sue congratulazioni sulla nomina del ministro Fitto a vicepresidente della Commissione europea per la coesione. A Naro nuova adesione a Forza Italia. Massiccia operazione di controllo del territorio a Porto Empedocle da parte dei Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Municipale. Interessante convegno all'ospedale di Agrigento su glaucoma, diagnosi e terapia. Goal collection sulla seconda giornata di Serie D Girone I. Il Camarat sconfitto con il Nicosia nella prima di campionato di promozione Girone C. Buongiorno, benvenuti con il nostro appuntamento di oggi martedì 17 settembre. Sulla crisi idrica intervengono oggi le associazioni agrigentine, promesse insufficienti, si torna in piazza il servizio. Per la crisi idrica Agrigento torna in piazza e quanto affermato stamani in un comunicato stampa dal Codacons, dall'associazione Mani Libere, dal Sud Chiama Nord, da Mare Amico, Lega Ambiente, dal Circolo Rabat e Italia Viva, che esprimono profonda insoddisfazione per la gestione della crisi idrica ad Agrigento, nonostante il via libera ministeriale all'installazione di dissalatori, tra cui quello di Porto Empedocle, annunciato lo scorso 12 settembre durante la cabina di regia presieduta dal vice premier Matteo Salvini, i cittadini agrigentini continuano a soffrire con turni di approvvigionamento che arrivano fino a 32 giorni. Non servono solo promesse di dissalatori mobili, serve efficienza e urgenza, affermano i portavoci delle associazioni sopracitate. Abbiamo sospeso il nostro sit-in in segno di buona volontà, ma se non vediamo risultati immediati siamo pronti a tornare a manifestare. Il sindaco di Agrigento, in qualità di responsabile della protezione civile, deve spiegare alla città le ragioni del perdurare della crisi, soprattutto ora che il governo nazionale e la regione Sicilia hanno messo in campo i finanziamenti necessari per accelerare la realizzazione degli impianti. L'amministrazione comunale, la deputazione regionale e nazionale non possono limitarsi a sventolare vittorie future senza risolvere le emergenze presenti, aggiungono i rappresentanti delle varie associazioni. Siamo stanchi di promesse vuote, da aprile a settembre siamo stati assetati e ancora non si vedono soluzioni concrete. Basta con il silenzio dell'amministrazione comunale, vogliamo azioni immediate e tangibili per garantire il diritto all'acqua alla città. Le associazioni sono pronte a tornare in piazza, ribadendo la necessità di risposte immediate per mettere fine a questa emergenza che ormai dura da troppo tempo. Basta promesse, vogliamo i fatti. Questo nel comunicato stampa delle associazioni Codacons, Mani Libere, Sud Chiama Nord, Mare Amico, Lega Ambiente e Circolo Rabat e Italia Viva. Il gruppo consiliare della Democrazia Cristiana di Agrigento interviene sul servizio Asacom. Non devono essere ridotti, nessun problema invece al comune di Ribera, dove il servizio è stato regolarmente avviato per 55 alunni del luogo. L'approfondimento. Il gruppo consiliare della Democrazia Cristiana interviene sulle ore per l'assistenza alla comunicazione che non devono essere ridotte. Apprendiamo, affermano i consiglieri comunali della DC, che la Giunta ha deliberato una riduzione del 40% delle ore che il PEI, documento approvato dal Consiglio di classe e dall'ASPE, ha stabilito in favore dei bambini disabili. Invitiamo pertanto la Giunta a trovare le somme sul bilancio o a trovare finanziamenti regionali o nazionali. Servono 300.000 euro per l'anno 2024 e circa 500 per l'anno 2025. Potrebbero utilizzare i soldi provenienti dal parco al posto di pagare le bollette della luce, randagismo e potature. Perché per tal proposito non si utilizzano personale dell'ESA o della forestale, o attingere al fondo di riserva o andare in regione a chiedere nell'imminente mini finanziaria il contributo. Com'è possibile, continuano i consiglieri comunali dell'ADC del comune di Agrigento, che le associazioni riescano a ottenere finanziamenti sui fondi regionali e nazionali
per spettacoli teatrali e il sindaco di Agrigento non riesce a trovare 800.000 euro per l'istruzione per i ragazzi più fragili. Questo è uno dei motivi che ci ha indotti a non essere presenti ad una sessione di bilancio assurda e infruttuosa. Nessun problema invece per il comune di Ribera, che con l'inizio del nuovo anno scolastico il servizio di assistenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione ASACOM è stato ufficialmente avviato nelle scuole. Questo fondamentale servizio garantirà il supporto necessario agli studenti con disabilità, favorendo la loro inclusione e partecipazione alle attività scolastiche. L'attivazione del servizio ASACOM in favore di 55 alunni di Ribera rappresenta una garanzia significativa verso una scuola più inclusiva e attenta alle esigenze di tutti gli studenti, afferma il sindaco della città Matteo Ruvolo. Unitamente all'assessore alle politiche sociali Rosalia Miceli, siamo orgogliosi di poter offrire un prezioso supporto alle famiglie e agli studenti che ne hanno bisogno. Il nostro impegno, continua il sindaco, è quello di continuare a migliorare i servizi offerti, garantendo sempre maggiore attenzione e cura. Il deputato agrigentino Calogero Pisano esprime le sue più sentite congratulazioni al ministro Raffaele Fitto per la sua recente nomina a vicepresidente esecutivo della Commissione europea con delega alla coesione e alle riforme. La nomina di Fitto è un chiaro segnale di fiducia e stima da parte dell'Unione Europea nei confronti dell'Italia. È un riconoscimento visibile, afferma Pisano, che dimostra come l'Italia sia in grado di giocare un ruolo di primo piano nelle dinamiche europee, ottenuto grazie all'azione instancabile della Premier Giorgia Meloni e alla sua capacità di negoziare e di rappresentare il nostro Paese con forza e determinazione. Auguro a Raffaele Fitto tutto il meglio per il suo nuovo incarico e sono certo, afferma il parlamentare agrigentino Calogero Pisano, che saprà rappresentare l'Italia con onore e competenza. E passiamo ora sempre alla politica. Nuova adesione a Forza Italia Agrigentina al comune di Naro. Sono gli assessori Erika Ferraro e il consigliere Liliana Bellavia. Entrambi condividono e si allineano alle posizioni politiche del vice coordinatore regionale di Forza Italia, onorevole Gallo, e la coordinatore provinciale di Forza Italia di Agrigento, Margherita La Rocca Ruvolo, e commentano: le amiche Erika Ferraro e Liliana Bellavia rappresentano un ulteriore valore aggiunto al partito nella provincia agrigentina, dove proseguono costanti le adesioni a testimonianza di un numero sempre maggiore di coloro che intendono spendersi condividendo la linea politica e amministrativa di Forza Italia in favore del territorio, delle comunità, sostenendone le istanze nelle sedi preposte. Decreto legge anticrack da parte del governo siciliano, oltre 11 milioni disponibili. Schifani, la regione in prima linea, vicina a chi soffre il servizio. Dal governo regionale arrivano oltre 11 milioni per il decreto legge anticrack. La regione in prima linea, vicina a chi soffre. Oggi la nostra regione, afferma il presidente della regione Schifani, compie un passo fondamentale nella tutela delle nuove generazioni e nella lotta contro le dipendenze, con particolare attenzione al fenomeno devastante del crack e di altre sostanze stupefacenti. Vogliamo offrire una copertura normativa completa che non solo intervenga sulla prevenzione, ma si concentri anche sulla cura e il reinserimento sociale di chi vi cade vittima. Ecco perché, continua Schifani, così come promesso stiamo assicurando una copertura finanziaria di oltre 11 milioni di euro al disegno di legge che tra poco verrà esaminato dalla Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana. La salute dei nostri giovani, continua il governatore, è una priorità assoluta. Non possiamo permettere che le droghe distruggano il loro futuro. Questo provvedimento non è solo una risposta legislativa, ma rappresenta un impegno concreto da parte delle istituzioni per sostenere famiglie e comunità nella lotta quotidiana contro le forme di dipendenza. La nostra regione, conclude il Presidente, sarà in prima linea, vicina a chi soffre, ma anche determinata nel contrastare il traffico e l'uso di sostanze stupefacenti sul nostro territorio. Il futuro appartiene ai giovani. Con questa norma vogliamo fare in modo che abbiano tutti gli strumenti necessari per affrontarlo al meglio, lontano da qualsiasi insidia.
Operazione congiunta dei carabinieri, del personale della Polizia di Stato in collaborazione con la Polizia Municipale a Porto Empedocle per un massiccio controllo del territorio di servizio. Nella serata di sabato 14 settembre personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Polizia Locale del Comune di Porto Empedocle ha condotto straordinari servizi di controllo del territorio volti a prevenire e reprimere la commissione di reati e più in generale a contrastare i fenomeni di illegalità nel comune di Porto Empedocle. Sono stati predisposti specifici servizi con l'impiego di numerose unità operative aggiuntive a quelle che ordinariamente pattugliano il territorio da parte della Questura del Comando Provinciale dei Carabinieri di Agrigento con la collaborazione del Comando della Polizia Locale di Porto Empedocle, che hanno portato ad attuare capillari controlli nel centro empedoclino. Il bilancio di tale massiccia attività è di 175 persone identificate, 96 veicoli controllati, 3 dei quali sottoposti a sequestro amministrativo, oltre a numerose contravvenzioni al codice della strada contestate con sanzioni per oltre 7.000 euro. Nei prossimi giorni le forze di polizia effettueranno altri servizi analoghi, specie nei fine settimana. E fa discutere ancora l'operazione Rene da parte della DDA di Palermo, che ha visto provvedimenti giudiziari per 10 individui, tra cui l'ex senatore Nino Paptania, sulle intercettazioni e sul voto di scambio politico. L'approfondimento dei colleghi di Trapani. Mafia, estorsioni, droga, corruzione, voto di scambio politico mafioso, c'è tutto questo e molto altro nell'indagine condotta dalla DIA di Palermo, grazie alla quale Polizia e Servizio Centrale Operativo hanno eseguito nelle scorse ore le ordinanze di custodia cautelare emesse dal GIP di Palermo. Un'operazione di grande rilievo che ha permesso ancora una volta di colpire a tegolate in testa le famiglie mafiose di Alcamo e Calatafimi. Secondo l'ordinanza, i fermati avrebbero partecipato attivamente all'associazione mafiosa denominata Cosa Nostra, avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo per commettere una serie di crimini volti a controllare attività economiche e influenzare così la vita politica e amministrativa del territorio. Ma le vicende che fanno più rumore riguardano chiaramente i big della politica, una politica che ancora una volta salta in aria, frantumandosi in brandelli. Arrestare scossa è una città, anzi due, e con esse le comunità che vi abitano, fatte per la maggior parte da cittadini onesti e responsabili. Papania, leader del movimento Via, e Pasquale Perricone, ex vice sindaco di Alcamo, già finito nei guai giudiziari altre volte in passato, sono i nomi che più emergono in tutta questa storiaccia che di malaffare estremamente intessuta. Secondo i magistrati della DDA di Palermo, Papania avrebbe pagato 2.000 euro per ottenere voti dalla mafia in occasione delle elezioni regionali del 2022. L'accusa si basa su intercettazioni in cui l'ex senatore si sfoga con il proprio autista. Siamo al 13 ottobre 2022. Il politico pare si lamentasse per il fallimento della trattativa con gli ambienti mafiosi. Ci ha fatto buttare 2.000 euro per far mangiare una pizza a 4 spacciatori e ci hanno portato sì e no 30 voti, diceva. Le parole di Papania, secondo gli inquirenti, confermano il coinvolgimento diretto dell'ex parlamentare in un accordo illecito con esponenti di Cosa Nostra per comprare dei voti in favore di Angelo Rocca, candidato alle regionali nella lista popolari autonomisti, ma non indagato, lo sottolineiamo. Papania avrebbe cercato l'appoggio del boss di Alcamo, Giosuè Di Gregorio, tramite Pasquale Perricone, ex vice sindaco di Alcamo, anche lui arrestato. Gli incontri tra Perricone e Di Gregorio sarebbero serviti così per negoziare il sostegno elettorale in cambio di denaro. Dopo la sconfitta elettorale, Papania non ha nascosto il suo malcontento, sfogandosi così contro coloro che avevano garantito il sostegno mafioso. In una conversazione intercettata, il politico definisce Pasquale Perricone una testa di bip per non aver mantenuto le promesse. L'ex senatore fa anche riferimento a Di Gregorio definendolo nudo, ammiscato con persone serie non ce n'è più, diceva, questo mondo collaterale di una volta.
per quanto deprecabile, un suo senso ce l'aveva. Francesco Coppola è indicato invece come il promotore e capo della famiglia mafiosa di Alcamo. Era lui, infatti, ad impartire direttive, presiedere riunioni e mantenere collegamenti con altre articolazioni di Cosa Nostra. Giosuè Di Gregorio, al fianco di Coppola, gestiva i contatti con esponenti di altre famiglie mafiose dell''ndrangheta calabrese, come Pietro Bonanno, Salvatore Libassi. Giorgio Gerino. Di Gregorio era un punto di riferimento per la risoluzione di conflitti interni o esterni alla famiglia. Libassi invece era il promotore della famiglia mafiosa di Calatafimi Segesta, anche lui come Coppola dirigeva riunioni e manteneva importanti contatti con esponenti di altre famiglie mafiose. Ma c'è ancora di più, l'indagine infatti avrebbe disvelato un sistema di corruttele anche, in questo caso, a suon di tegolate in testa per la nostra città, dove ad essere coinvolto sarebbe un concorso pubblico per l'assunzione di psicoterapeuti all'interno dell'ASP trapanese. Tra i principali accusati figurerebbero dirigenti sanitari, politici, membri della mafia locale. L'indagine ha fatto emergere il coinvolgimento di Faillace, ex direttore dell'unità operativa servizi per le tossicodipendenze SERT di Alcamo, nel frattempo deceduto in un caso di rivelazione di segreti d'ufficio e traffico di influenze illecite. Faillace, secondo le accuse, avrebbe infatti rivelato a Manuela Fanara, moglie di Ignazio Arena, le domande del concorso pubblico per l'assunzione di psicoterapeuti presso l'ASP. Le informazioni segrete le sarebbero state fornite a seguito dell'intervento di Francesco Coppola, ritenuto, come dicevamo, al vertice della famiglia mafiosa di Alcamo, che agì su richiesta di Arena. Coppola sfruttò il suo rapporto con Faillace e la sua posizione di potere all'interno di Cosa Nostra. La mediazione di Coppola non fu gratuita, chiaramente. In cambio della sua intercessione con Faillace, Arena e Coppola avrebbero ottenuto vantaggi economici. Sull'operazione Irene delle scorse ore torneremo con maggiori ragguagli nell'arco delle prossime edizioni di questo TG. 10 pannelli dedicati ai cronisti uccisi da Cosa Nostra. Sono loro i protagonisti di una mostra curata dall'Ordine dei giornalisti di Sicilia in collaborazione con l'Unione Siciliana Emigranti e Famiglie, che ha fatto tappa a New York, e ce ne parlano i colleghi di Palermo. 10 pannelli dedicati ai cronisti uccisi da Cosa Nostra. Sono loro i protagonisti di una mostra curata dall'Ordine dei giornalisti di Sicilia in collaborazione con l'Unione Siciliana Emigrati e Famiglie, che ha fatto tappa a New York. Da Cosimo Cristina a Mauro De Mauro, da Giovanni Spampinato a Mario Francese e ancora Peppino Impastato, Giuseppe Fava, Mauro Rostagno, Beppe Alfano, Maria Grazia Cutuli. A loro è stata dedicata Testimoni della Verità, che arriva all'Istituto Italiano di Cultura dopo una tappa al Parlamento Europeo di Strasburgo. All'inaugurazione hanno partecipato tra gli altri il console generale Fabrizio Di Michele, il presidente della Commissione Antimafia dell'Assemblea regionale siciliana Antonello Cracolici, il presidente dell'USEF Angelo Lauricella, il deputato del PD eletto nel Collegio Nord e Centro America Cristian Di Sanzo, il presidente dell'Ordine dei giornalisti di Sicilia, Roberto Gueli, e il vicepresidente Salvatore Licastri, il curatore della mostra, Franco Nicastro. L'importanza è quella di raccontare la testimonianza di colleghi che hanno perso la vita facendo i giornalisti, cercando di portare la verità, di confrontare le fonti, di pubblicare le notizie, e purtroppo hanno perso la vita. E sono queste le testimonianze che abbiamo portato qui a New York, all'Istituto di Cultura, per raccontare la storia di questi colleghi che hanno consumato le suole, come dicevano i nostri maestri, per fare del buon giornalismo che ha dato fastidio a qualcuno. Il nostro mondo ha bisogno di memoria, di sapere la nostra storia, ma di rinnovarla nel tempo in cui viviamo, perché la mafia è ancora forte, anche se ha perso, perché ha cercato di fare un'attività stragista di tipo terroristico, alla fine hanno perso, ma la mafia è infiltrata nelle istituzioni, nell'economia, e quindi va contrastata anche con la memoria. È importante che una mostra di questo genere faccia il giro del mondo,
perché ovunque ci sono italiani si possa discutere un po' su quello che è stata una fase nella lotta contro la mafia e di come i passi avanti siano stati fatti. Questi passi avanti sono dovuti all'impegno dei giornalisti, tanti dei quali hanno perso la vita, assieme all'impegno dei magistrati, all'impegno di tanti sindaci, all'impegno di tanti lavoratori, di tanti democratici, perché la battaglia alla mafia si vince nella misura in cui si scoperchia un sistema. E durante il dibattito sui piani territoriali regionali, pianificazione strategica di sviluppo socio-economico della regione, che si è svolto al Palacongressi di Agrigento, è intervenuto tra gli altri il sindaco di Realmonte, Sabrina Lattuca. Sentiamola in questa sua dichiarazione. Io da sindaco del comune di Realmonte non posso che ringraziare il direttore generale del territorio e ambiente Beringhieri e tutti quanti i relatori, oltre agli assessori presenti regionali. E che dire, come comune di Realmonte abbiamo fatto una proposta che parte dal nostro sito, dal nostro monumento naturalistico che è la Scala dei Turchi, dato che si sa che le infrastrutture ad Agrigento non sono adeguate e non sono in linea con Agrigento capitale della cultura, né con un paese, una regione che sta crescendo sempre di più con il turismo, soprattutto la parte occidentale. Quindi io ho proposto di fare una osservazione, una istanza di sistema, farla tutti insieme noi sindaci che siamo interessati, ideando, pensando a un'area ZES unitamente insomma a una ecosostenibilità, quindi una viabilità ecosostenibile, con i punti di approdo nei vari siti importanti, Scala dei Turchi, Valle dei Templi eccetera. E non so, io penso a energia rinnovabile, penso a una locomozione di tipo elettrico, insomma una serie di strumenti che consentano innanzitutto di raggiungere i nostri meravigliosi siti e dopodiché di fare futuro, di avere sempre più indotto e quindi avere una crescita anche dal punto di vista socio-economico. Quindi ho proposto appunto di fare un incontro con i primi cittadini delle aree interessate. Entro 30 giorni da oggi dobbiamo presentare queste osservazioni e quindi di fare unitamente agli altri la proposta che ho appena detto, in modo che sia Agrigento capitale della cultura 2025 sia la Scala dei Turchi, che è un sito candidato a diventare bene UNESCO, geosito da qualche mese, possano essere veramente bene rappresentati, raggiunti e possano costituire quella crescita che tutti i cittadini si aspettano, e mi riferisco non solo ai cittadini di Realmonte, io mi riferisco alla provincia, ma anche insomma non solo alla regione, l'Italia intera. Che dire, ribadisco molto soddisfatta. Questi sono incontri dove le belle idee possono essere partorite e dove appunto si va al passaggio successivo, quindi l'idea può essere trasformata in azione concreta. Convegno di medicina si è svolto presso l'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Il tema trattato, quello del glaucoma, diagnosi e terapie. Le interviste ai protagonisti. Dottore Martorana, quali sono le ultime novità sulla diagnosi e il trattamento del glaucoma? Il glaucoma è una malattia molto frequente, il 5% della popolazione che supera i 60 anni è affetta da glaucoma, quindi è una malattia, visto l'invecchiamento della popolazione, che è in forte aumento. Ci sono delle grosse novità per quanto riguarda sia la diagnosi che la terapia del glaucoma, nel senso che adesso si è capito bene che la pressione intraoculare è solo un fattore di rischio per la malattia. Quello che bisogna invece valutare bene è la situazione del campo visivo e delle fibre nervose, che sono due aspetti che in passato erano trascurate e che oggi invece vengono studiate per poter arrivare alla diagnosi di glaucoma e per seguire anche la progressione della malattia. Per quanto riguarda il trattamento, è stato introdotto un laser che consente di effettuare una trabecoplastica selettiva, e a livello mondiale questa sostituisce ormai la terapia medica. Negli Stati Uniti la prima linea di terapia è il laser e non più le gocce che vengono utilizzate. Ci sono anche degli interventi che consentono di regolare la pressione intraoculare e che non sono aggressivi e invasivi come i vecchi interventi. Parliamo dei mini invasive glaucoma surgery,
Queste sono delle chirurgie che al San Giovanni di Dio e al Giovanni Paolo II di Sciacca vengono abitualmente eseguite da me e dalla mia equipe e sono degli interventi che consentono di ottenere un controllo pressorio assolutamente adeguato nella maggior parte dei pazienti che hanno un glaucoma lieve o medio. E quindi ci sono delle novità molto importanti che ci consentiranno in futuro di poter gestire questi pazienti evitando quello che era appunto la perdita del visus e del campo visivo, che era la seconda causa di cecità a livello mondiale. Un confronto dibattito sul glaucoma, diagnosi e terapie, l'importanza di questo evento all'ospedale di Agrigento. Abbiamo voluto fortemente questo evento di oggi e abbiamo deciso di parlare di glaucoma proprio perché è fondamentale la diagnosi precoce del glaucoma. Il glaucoma purtroppo è una patologia che molto spesso non dà sintomi e quindi il paziente non sa di avere il glaucoma. E quindi per diagnosticarlo è fondamentale fare una visita oculistica e misurare il tono oculare, la pressione oculare. Ecco perché molti pazienti, non facendo le visite oculistiche, si presentano alla nostra osservazione con una patologia molto avanzata e con un danno visivo abbastanza rilevante. Ecco, questo evento serve proprio a far sì che il paziente possa capire l'importanza della diagnosi precoce e delle visite oculistiche periodiche. Dottore Nicoletti, cos'è la chirurgia filtrante? La chirurgia filtrante è una chirurgia del glaucoma che permette di creare uno shunt, cioè un passaggio dell'umore acqueo dalla camera anteriore a uno spazio che normalmente è visto a livello dello spazio sottocongiuntivale. È una chirurgia protetta perché per creare questa fistola viene creato prima uno sportello sclerale e questo garantisce un risultato di riduzione della pressione in pazienti glaucomatosi che altrimenti con terapie mediche non potrebbero raggiungere il target pressorio che gli consente di conservare una buona funzione visiva e un buon campo visivo. Dottoressa Barbara Tosto, come sono classificati i glaucoma? Il glaucoma è classificato in glaucoma ad angolo aperto e glaucoma ad angolo chiuso. Nell'ambito del glaucoma ad angolo aperto riconosciamo un glaucoma primario e glaucoma secondario. Il glaucoma primario ad angolo aperto rappresenta la maggior parte dei glaucomi presenti e poi il glaucoma ad angolo chiuso viene classificato invece in primario con blocco pupillare e senza blocco pupillare, così come anche il glaucoma secondario ad angolo chiuso può essere classificato con meccanismo blocco pupillare o senza blocco pupillare. Intergruppo Ecodigital all'Asse, la parlamentare regionale del Movimento 5 Stelle José Marano ricoprirà il ruolo di presidente e coordinerà le iniziative del gruppo composto da altri 12 deputati, progetti e azioni concrete affinché la Sicilia colga le opportunità derivanti dall'innovazione green e tecnologica. L'approfondimento da Palermo. Portare in Parlamento siciliano la sfida della transizione ambientale digitale è un impegno che ho assunto con un obiettivo preciso, quello di favorire un cambio di passo significativo su innovazione tecnologica, green, economia circolare e crisi climatica. Con queste parole la deputata regionale del Movimento 5 Stelle José Marano ha commentato la costituzione dell'intergruppo parlamentare Ecodigital all'Assemblea regionale siciliana. Insieme ai miei colleghi deputati regionali porteremo avanti progetti e azioni concrete per far sì che la Sicilia colga le opportunità di questa sfida che non possiamo assolutamente sottovalutare o peggio ancora perdere. L'intergruppo parlamentare appena costituito rappresenta la risposta all'appello lanciato da Alfonso Pecoraro Scanio, già ministro e oggi presidente della Fondazione Univerde, promotore della rete Ecodigital. La sfida Ecodigital per la transizione ecologica e digitale si rafforza. Nasce il primo intergruppo in una regione italiana nel Parlamento regionale della Sicilia e ringrazio José Marano dei 5 Stelle che è la presidente di questo intergruppo e tutti però i 15 deputati e deputate regionali che appartengono a tutti i gruppi parlamentari del Parlamento siciliano. La prima iniziativa dell'intergruppo Ecodigital del Parlamento siciliano la faremo per il contrasto alla siccità che è una grande emergenza nell'isola ma anche in tutto il Mediterraneo.
Portare in Parlamento siciliano la sfida della transizione ambientale e digitale è un impegno che ho assunto con un obiettivo ben specifico, quello di favorire un cambio di passo significativo su green, innovazione tecnologica, crisi climatica, economia circolare. Tutti i temi che confluiranno nell'intergruppo parlamentare, e ringrazio tutti i miei colleghi deputati che con molto entusiasmo hanno aderito a questo progetto. Ringrazio Alfonso Pecoraro Scanio, che da sempre si fa promotore della sfida Ecodigital. La Sicilia non può perdere questa opportunità, deve cogliere questo momento, cogliere questa sfida che non si può assolutamente sottovalutare. L'onorevole Marano ha comunicato che in data 7 agosto 2024 è stato costituito l'intergruppo parlamentare Ecodigital. Linea alla regia per la pubblicità. E l'aeroporto dello Stretto a Messina è un'opportunità da non perdere. Sentiamo in merito l'assessore al turismo Enzo Caruto, intervistato dai colleghi di Messina. Assessore, una prospettiva di sviluppo turistico per Messina che non è chiaramente soltanto quello crocieristico, l'obiettivo è che ci siano visitatori che rimangono a Messina. Questa prospettiva arriva anche e soprattutto ultimamente dai buoni numeri che iniziano ad emergere dall'aeroporto di Minniti, l'aeroporto dello Stretto. Questa opportunità che il Tito Minniti ha avuto tramite la Regione di poter avere 8 scali internazionali e 4 nazionali spinge un'intera comunità dello Stretto a focalizzarsi su una opportunità. Il ragionamento fatto con il sindaco, con l'assessore Mondello, il vice sindaco Mondello e quindi anche assessore alla mobilità integrata dello Stretto ha portato a un tavolo tecnico di ragionamento e di interlocuzione anche con la sponda calabrese, perché è indubbio che Messina, con Taormina da una parte e le Isole Eolie dall'altra, rappresenta un grande attrattore non soltanto turistico di incoming, quindi non dobbiamo pensare soltanto ai messinesi che usano l'aeroporto per andare via, ma quanta gente potrà venire qui attratta da questi siti che sono Messina, Taormina e le Eolie, ma è un'opportunità anche per la compagnia aerea che ha un'ulteriore carta da giocarsi per poter riempire gli aerei, sapendo che è possibile indirizzare questi flussi anche verso la Sicilia. Quale può essere e deve essere il ruolo dell'amministrazione comunale? Chiaramente il ruolo dell'amministrazione è quello di creare le condizioni di collegamento veloce e soprattutto di cominciare a presentare Messina nei pacchetti internazionali, ai tour internazionali, come una città che è dotata, come ho rimarcato in una mia considerazione in un post, dotata di 2 aeroporti distanti 50 minuti da una parte e 1 ora e 30 dall'altra, confrontabili e sovrapponibili alle stesse distanze che Milano-Malpensa ha con Orio al Serio a 50 minuti che rientra nel territorio di Bergamo e Malpensa a 1 ora e 30 che rientra nel territorio di Varese, per cui non sono aeroporti milanesi ma sono aeroporti di altri 2 territori che però Milano ha assorbito insieme a Linate. Bisogna a questo punto attivare una strategia su cui si sta già lavorando per poter creare dei collegamenti veloci e comodi, chiaramente anche con il supporto delle amministrazioni che ci stanno di fronte. E sulla patente a punti per le imprese siciliane sentiamo il parere della CNA che ne spiega la sua importanza. Intervista dei colleghi di Trapani al responsabile della CNA. La posizione di CNA nazionale rispetto al decreto approvato dal governo dello scorso marzo 2024 che prevede l'introduzione della patente a crediti a seguito di infortuni sul lavoro che hanno portato anche alla morte diverse parti d'Italia nel mondo degli edili, ha previsto che il governo adottasse questi provvedimenti. Mi occupo di spiegare alle imprese e agli imprenditori che cos'è il modello 231, lo strumento di compliance più importante di cui le imprese possono dotarsi. Rappresenta un insieme di prassi e di procedure che le imprese e le aziende devono seguire per non commettere errori, quindi per non cadere nel rischio di reato. Abbiamo firmato in prefettura un protocollo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro perché è stato costituito la consulta della sicurezza a livello provinciale che ha sede in prefettura. Sono stati dati degli indirizzi minimi su come effettuare la formazione con i nuovi accordi del 2011.
adesso verranno abrogati, ci sarà il nuovo accordo del 2024 dove saranno dati altri input e altri indirizzi. Rappresenta uno strumento importantissimo perché appunto consente di mettere in sicurezza l'impresa e soprattutto di salvaguardare l'imprenditore da tutti i rischi che possono incontrare nel corso delle loro attività. È sicuramente una risposta che il governo ha voluto dare a questi eventi. Questo provvedimento non risolve purtroppo il problema delle morti sul lavoro, sia nel settore edile che anche nel mondo dell'agricoltura in generale. Noi chiediamo intanto una proroga perché l'1 ottobre deve partire la patente a credito per tutte le imprese che operano su cantieri edili, compresi impiantisti, compresi serramentisti, e ad oggi l'Ispettorato del Lavoro ancora non ha notizie certe con i decreti attuativi su come operare. Ci siamo impegnati ad attivare dei processi di formazione e di informazione, specialmente quelli che operano nei settori più a rischio dal punto di vista degli infortuni sul lavoro. Vogliamo onorare quello che è l'impegno nostro e abbiamo organizzato questo evento sulla patente appunti che serve per poter dare la possibilità a tutti gli imprenditori che operano nei cantieri edili e nei cantieri temporanei e mobili. Siamo onorati di avere una folta presenza di partecipanti e siamo onorati di avere anche le istituzioni presenti che faranno i propri interventi in materia. CNA è pronta per supportare, assistere tutte le imprese del comparto per adeguarsi innanzitutto a quelle che sono le normative sulla sicurezza qualora le imprese non assolvano appieno. Siamo pronti al momento in cui partono i decreti attuativi ad assistere le imprese che devono fare richiesta per la patente a credito sul portale dell'Ispettorato del Lavoro. Area integrata dello Stretto di Reggio Calabria e Messina, ci crede, intervista a Giovanni Latella, consigliere comunale di Reggio Calabria, ai colleghi di Messina. Si parla tanto di integrazione dell'area dello Stretto, due realtà, Messina e Reggio Calabria, Villa San Giovanni, come fossero una grande città, e gioca un ruolo importante l'aeroporto, non soltanto per i collegamenti di chi vive in questo territorio, ma anche e soprattutto per il turismo. I dati che arrivano proprio da Reggio sono confortanti. Gioca un ruolo importante l'aeroporto dello Stretto, non l'aeroporto di Reggio Calabria, questo è l'aeroporto di Reggio e Messina, che dà un'opportunità importante. Un aeroporto, lo dobbiamo dire, è un aeroporto storico che ha quasi 100 anni di vita. Con l'avvento di Ryanair questo ha portato qualcosa di importante in quanto il collegamento con delle città europee, con le città del nord, stanno portando tantissimi turisti in quest'area. È opportuno lavorare in maniera sinergica affinché si sviluppa ancora di più, si dà l'opportunità di collegare quest'area con altre città europee e con altre città italiane per poter portare nel nostro territorio tantissimi turisti, perché Ryanair ha anche un ruolo turistico oltre che di spostamento delle persone e può avere un grande beneficio anche a livello turistico. Ne può beneficiare sia Messina sia Reggio Calabria, tutta quest'area. Nello stesso tempo stiamo cercando di creare quei servizi di mobilità che sono indispensabili per il collegamento delle due città, ma non soltanto per lo spostamento dei turisti, ma per lo spostamento di tantissimi pendolari che giornalmente attraversano lo stretto anche per il lavoro. Pertanto puntare su un biglietto unico come si sta facendo o su più mezzi nel non fare attendere i passeggeri. Su questo ci si sta lavorando in maniera sinergica per creare quelle condizioni e quei servizi che diano realmente quella capacità che hanno le due città che fanno quasi, tutta l'area fa quasi 1 milione e mezzo di abitanti, per uno spostamento veloce, uno spostamento anche nelle ore notturne, perché l'ultima corsa che è alle 10 di sera non permette né al cittadino di Messina né al cittadino di Reggio Calabria di potersi andare a mangiare una pizza o a Reggio o a Messina, perché e anche su questo si deve lavorare anche su un biglietto economico, sociale, nel senso non deve essere molto esoso.
Passiamo allo sport, vi proponiamo una goal collection della seconda giornata del campionato della Serie D, Girone I. Il nostro viaggio nella seconda giornata del girone I di Serie D inizia da un dato: sono 5 le vittorie esterne, 2 pareggi ed altrettanti i successi casalinghi. Il blitz di giornata più importante è il successo della Scafatese, che viola la Regina al Granillo portandosi a casa l'intera posta in palio grazie alla rete dagli 11 metri di Ciro Foggia. Canarini in vetta alla classifica insieme alle calabresi Sambiase e Locri, che battono rispettivamente Licata e Vibonese. 2-2 per i giallorossi, che dopo aver battuto il Siracusa replicano il successo contro la Vibonese con la pregevole palombella di Ferraro in uscita sul portiere. Non il miglior ritorno tra le mura amiche per il Licata, battuto al Dino Liotta dal Locri con le reti di Pelle e Ficara intervallate dal momentaneo 1-1 di Bonanno. Vittoria convincente del Siracusa sul velluto contro il Ragusa, conto virtualmente chiuso nel primo tempo con Baldan e Candiano. Nella ripresa e di falla la rete del definitivo 3-0. Reti bianche tra Paterno e Nissa, quest'ultimi in 10 per un tempo, ma anche spreconi dal dischetto con la trasformazione di Diaz respinta da Tosoni. Medesima parità tra Enna e San Cataldese, secondo pareggio consecutivo per giallo-verdi e verde amaranto, che a braccetto muovono la classifica. Prima gioia per l'Aci Reale, che di misura batte il Castrum Favara con la rete di Sueva, opportunamente assistito da Martionni. Va alla nuova Igea Virtus, il derby tirrenico contro il Città di Sant'Agata, reti giallo-rosse che portano la firma di Antonio Panebianco e dell'ex Claudio Calafiore. Al 70° la rete di Manfred Lotti, che dimezza lo svantaggio ma che non evita la sconfitta. Nostro focus, che termina con il successo del Pompei in casa dell'Acragas, praticamente all'ultimo respiro di una gara destinata allo 0-0, la rete di Della Pietra di testa vale i primi 3 punti per l'11 di mister Cinelli. 13 i gol messi a segno, bottino fin qui esiguo, squadra in pieno rodaggio, ma si intravede già quello che potrebbe essere il canovaccio di un campionato che è ancora solamente alla sua seconda curva. Al via il campionato di promozione, Girone C, vediamo la sintesi della partita Nicosia-Camarat, vinta dal Nicosia per 1-0, il servizio di WeSport. Amici di WeSport appassionati di calcio, buon pomeriggio da Ivan Di Costa. Questo è Gangi, questo è il Raimondi Nicosia. Contro Camarat, 2 grandi squadre subito contro alla prima giornata del Girone C di promozione siciliana. Le squadre che in questo momento entrano in campo: il Nicosia in completo biancorosso, il Camarat invece in completo nero, la seconda maglia presentata poco meno di un mese fa. Adesso, grazie alla regia di Filippo Piscella, andiamo a vedere le 2 formazioni. Cominciamo con quella del Nicosia, 4-3-3 per mister Fabio Picone. Failla tra i pali, Pittera, Bennin, Gazzana e Palestini, Gonzales, Osvaldo, Iker Fernandez, Esuli, Dello Santos sulla 3 quarti, Castelli e Bamba. Andiamo anche a vedere gli 11 scelti da mister Francesco Fanara. In porta Avignone, Serio, Noto, Pennino, Sclafani sulla difesa, Lupo, King, Piraneo al centrocampo, Marchica, Bamba e l'ex di questo campo marrone, l'ex Gangi. Inizia così, rotola il pallone al Raimondi, il Nicosia gioca il primo pallone del suo campionato. Ecco il calcio d'angolo battuto, stavolta un po' più verso il centro, poi palla che arriva. La palla comunque diventa buona per Bennin, in posizione regolare il numero 18. C'è anche Castelli, Bennin. Aspetta Castelli, poi se la porta sul mancino, la mette in mezzo per Bamba! Eccolo! Fama de Bamba! 1-0 Nicosia! L'ha sbloccata Fama de Bamba! Bravissimo ancora una volta Pennino a chiudere, poi non perfetto però a far ripartire i suoi. Allora Iker, lo mette in mezzo questa palla, ancora per Bamba! Così può ripartire in contropiede ed è velocissimo perché è un 5 contro 4 che si sta creando. Gonzales rallenta per dare un'ottima palla a Bamba. Che bella paglia che gli ha dato il 14. Eccolo Bamba, 1 contro Serio. Bamba rientra sul destro, vediamo se può calciare. Lo fa adesso. In questi primi 45 minuti il Nicosia è avanti sul Camarat per 1-0, la sbloccata Fama de Bamba. Noi ci rivediamo qui per vivere insieme le emozioni del secondo tempo tra Nicosia e Camarat. Dunque cambio nelle file del Camarat, fuori Sclafani con il numero 14, dentro Reina in maglia numero 5. Vediamo anche come verrà ridisegnato il sistema di gioco. Punta Palestini, riesce a saltarlo, scassata il numero 11. Doppio dribbling, la mette in mezzo Failla, non so se ha toccato.
numero 8. Dovrebbe essere la prossima mossa di Fabio Piccone. Eccolo il cross dentro l'area di rigore per Bamba. Avignone che parata. Lo guasto in maglia numero 17. Vediamo chi esce, credo Piraneo. Sì. Adesso però il Nicosia che crea. Damian Lopez lascia lì la palla per Castelli. Riuscito a passare. Castelli vince l'altro rimpallo. Avignone alla fine riesce a bloccare. Tutti a saltare. C'è poco da difendere adesso. Eccolo il cross dentro l'area di rigore. Sacca di testa. Fai il miracolo. Si salva il Nicosia. Finisce qui. Il Nicosia vince la prima partita di questo campionato. Batte 1-0 il Camarat. Decide il gol al 25esimo di Famade Bamba. E questo è tutto per il notiziario di oggi. I programmi di TVA vi ricordiamo che si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre, per chi ha le smart TV in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15, alle 20 e replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi possono essere visibili sul nostro canale YouTube di Televideo Agrigento. E questo è tutto e vi auguriamo una buona serata.